Buona giornata cari telespettatori, come vedete siamo in diretta come ogni giorno naturalmente e quindi ribadisco la possibilità, l'opportunità che avete di intervenire, porre le vostre domande, fare le vostre osservazioni con messaggi oppure telefonare. Vi presento subito gli ospiti che ci accompagneranno in questa avventura nel cercare di capire che cosa sta succedendo alla sanità della regione del Veneto. Ci sono dei tagli importanti, l'abbiamo visto su tutti i quotidiani, se ne è parlato, ma in che modo vanno ad incidere poi alla fine sull'utenza finale. Quali sono le decisioni che si sono prese alla luce di quale situazione per sanare che cosa e dallo Stato quanto viene tolto, chi subirà maggiormente avrà maggiori ripercussioni e anche i dipendenti naturalmente delle strutture sanitarie che sappiamo siete anche in molti ad ascoltarci, ce l'avete scritto e siete intervenuti anche più volte. Quindi Claudio Senigallia, consigliere regionale Commissione Sanità, ben arrivato qui con noi. Buona giornata a tutti. Grazie consigliere. Ben arrivata anche Donatella Pregel, presidente Federlab, ovvero laboratori di analisi, rappresenta la categoria, ben arrivata anche a lei. E poi abbiamo Marco Dalbrun, presidente regionale Confindustria Veneto Sanità, 35 aziende del settore sanità, grazie anche a lei. E poi abbiamo Lia Ravagnin, presidente ANISAP, ovvero gli ambulatori, semplicizzando più o meno. Sì, laboratori di radiologia, insomma tutte queste strutture, esatto. Consigliere, io direi di partire da lei, perché poi giustamente i nostri telespettatori non riescono a capacitarsi di cosa sta succedendo, cosa dovranno subire. Ci spieghi un attimo qual è lo stato dell'arte? Lei ha fatto anche un intervento, tra l'altro, abbastanza significativo l'altro giorno, l'abbiamo visto. Semplicemente, ma anche drammaticamente, sta succedendo questo. Ci sono circa 200 milioni in meno di trasferimento per il Fondo Sanitario Regionale. Questo frutto di due manovre, una di Tremonti-Berlusconi del 2011 e una della Spending Review del governo Monti di agosto 2012. Questo si ripercuote nel trasferimento dei fondi sanitari nazionali al regionale, quindi dobbiamo fare i conti con questi 200 milioni in meno circa. E quindi c'è un disavanzo che preoccupa per la sanità del Veneto, sono circa 270 milioni nel 2013, abbiamo già affrontato il riparto provvisorio per il 2013, 270 da ridurre nel 2014 a 240, da ridurre nel 2015 a 200 milioni. Queste le cifre, tanto per capire da dove viene fuori la preoccupazione e la serie appunto di manovre che chiaramente la Regione deve porre in atto. Certo. Allora, come fa la Regione a mantenere servizi, a mantenere qualità? Deve affrontare questa sfida. Allora, due sono le possibilità: o taglio i trasferimenti a chi eroga i servizi, taglio i servizi e quindi faccio cadere il costo praticamente poi alle famiglie, perché se le famiglie non trovano più i servizi devono ricorrere a servizi alternativi, soprattutto nel momento dell'emergenza, nel momento in cui c'è il problema per la salute, perché la famiglia, la persona che sta male chiaramente vuole intervenire subito. Oppure procedi facendo dei risparmi e cercando di programmare al meglio il sistema sanitario. Quello che abbiamo fatto con il nuovo piano sociosanitario di giugno e che però è in attesa di tutte le modalità attuative e applicative. Ed è quello il problema grosso. E questo, se le schede ospedaliere non arrivano, se le schede del potenziamento dei servizi del territorio non arrivano, è chiaro che cosa fai? Che il direttore generale che gestisce l'ULSS ha la riduzione del budget. E gli dicono però, guarda che in base alla Spending Review puoi tagliare del 10% questo tipo di servizio, del 5% l'altro tipo di servizio, del 0,5% l'altro tipo di servizio, e quindi il direttore generale procede al taglio, alla riduzione. Il direttore generale deve procedere in questo senso. E quindi sta facendo questo per rientrare, perché ha meno soldi a disposizione e quindi taglia la specialistica ambulatoriale e taglia alle prestazioni delle cooperative che fanno la pulizia e la ristorazione, ha tutta una serie di strumenti che agiscono in questo modo, tagliando appunto i servizi. Quindi il direttore generale, il tecnico, praticamente fa ciò che la politica in questo momento non fa, che è quello della programmazione, del risparmio, della mantenere in equilibrio il sistema. E è questo che sta succedendo. Nel caso nostro che discutiamo oggi, nell'ambito della specialistica ambulatoriale c'è una riduzione forte che poi
non corrisponde neppure ai dettami della legge, perché mentre la legge dice che dovrebbe essere ridotto di uno 0,5 nel 2012, di un 1% nel 2013, qui si sta procedendo con un taglio molto più consistente, ma lascio la parola a voi che sapete molto bene. Se è un taglio del 10, del 20, del 30% in tanti servizi, anche 40 in alcuni servizi, e questo chiaramente per rientrare, per dare la possibilità di rientrare, però è sicuramente un impatto molto forte e molto drammatico che si ripercuote nelle tasche dei cittadini, ma anche nelle liste d'attesa, perché poi le liste d'attesa diventeranno sicuramente molto più consistenti e il sistema pubblico è in grado di far fronte se la specialistica convenzionata ambulatoriale non riesce più a dare risposte e garanzie ai cittadini. È questo che ci chiediamo, l'abbiamo sollevato anche in Commissione e c'è una forte preoccupazione. Devo dire, per onestà del vero, trasversale, nel senso che non solo di una parte politica, è trasversale. Ti volevo chiedere questo proprio per far capire. Questo taglio che è stato richiesto alla Regione del Veneto è stato richiesto in modo uguale in tutte le regioni o in proporzione a certi parametri di rientro che ogni regione aveva? Perché sappiamo che la sanità da una parte va meglio, dall'altra peggio, dall'altra parte più costosa, i famosi costi unitari che non ci sono. Ma ci sono regioni che sono colpite più duramente perché hanno anche i piani di rientro da affrontare. Però ecco, il taglio poi è lineare nell'impostazione, è chiaro che poi ogni regione sa che deve tagliare 200 milioni, che ha meno 200 milioni di trasferimento, e come fa a far quadrare i conti? Ripeto, riprogramma, gestisce, risparmia, fa meno ricoveri impropri, agisce potenziando il territorio, facendo costare meno magari anche determinati servizi, punta più sulla domiciliarità rispetto all'ospedale. Che secondo lei è un risparmio? Certo, punti più sulla domiciliarità, risparmi molto di più rispetto a un ricovero improprio in ospedale dove spendi 400-500 euro al giorno, se invece hai una struttura intermedia ne spende 120-150, o se hai la domiciliarità spendi ancora meno, perché è chiaro che tutto ciò che fai nel territorio e non fai in ospedale sicuramente costa meno, a parità di qualità, perché è chiaro che questo deve essere garantita l'assistenza e la qualità delle cure. Assolutamente. Chiedo adesso a lei, e quindi cosa è successo a questo punto? Perché voi vi siete anche agitati in certo qual modo, avete reagito a qualcosa che forse non vi aspettavate in certi termini? Sicuramente, a parte che, per continuare anche con la domanda che l'hai fatto prima, consigliere, le regioni limitrofe hanno applicato i parametri nazionali della spending review. Lombardia ha tagliato l'1,5%, il Piemonte, che è in piano di rientro, il 2%, l'Emilia Romagna è esattamente in linea con gli scaglioni della spending review, per cui l'impostazione veneta sembra sicuramente violenta, sanguinosa, diciamo, nel senso, un taglio annunciato del 10% che in realtà dai calcoli arriva ad essere del 25% di media, con casi estremi del 50% per alcune aziende. La nostra prima preoccupazione, ma abbiamo avuto modo la viviamo quotidianamente nelle nostre aziende, è il cittadino. Il cittadino vuole capire cosa accadrà, anche perché già oggi, solo ad un mese dall'inizio dell'anno, trova un tipo di risposta completamente diversa dall'anno scorso. Cioè, laddove c'è programmazione, quindi le attività dove si prenota, la radiologia, la fisioterapia, eccetera, le liste d'attesa stanno già iniziando a crescere in maniera completamente diversa rispetto agli altri anni. Per il laboratorio, poi ne parlerà meglio la collega, c'è la preoccupazione di capire quanti sono i cittadini che potranno essere accettati ogni giorno e se potranno continuare ad essere accettati in libero accesso. Anche perché, questo è giusto dirlo, oltre ad esserci un taglio importante, pare che stia cambiando completamente anche il meccanismo con cui si regola il nostro modo di utilizzare, diciamo così, il budget in favore dei cittadini, perché fino all'anno scorso c'era la possibilità per le aziende del nostro comparto, diciamo, di erogare un numero di prestazioni anche superiore a quello assegnato dal budget, con una forte riduzione, una scontistica, diciamo, a vantaggio della Regione. Uno strumento che tutte le aziende del Veneto hanno sempre scelto di utilizzare per poter dare una risposta migliore alla cittadinanza, ma anche perché questo ha permesso, per strumenti di, diciamo così, di governo interno di ogni azienda, anche di ottimizzare il funzionamento delle aziende stesse, insomma, piuttosto di vivere una programmazione costretta. Certo. Ecco. Da quest'anno sembra che, l'uso sembra, spesso abbiamo criticato, non c'è questo strumento, pare non esserci. Quindi in realtà c'è una delibera che cambia completamente. Non è che sembra. Sì, no, dico perché sono doppiamente perplesso, perché è vero che c'è un taglio di cui conosciamo già il numero, ma l'effetto di questo secondo strumento che verrà meno
si va ad aggiungere, per cui facendo diciamo così, una proiezione matematica di mese in mese la situazione sarà sempre più critica per i cittadini. E se da un lato noi siamo obbligati e ben volentieri dobbiamo rispondere anche alla tipologia di priorità con la quale le prestazioni vengono richieste, è anche vero che alla fine i numeri da qualche parte devono poter quadrare e in questo modo sembra essere veramente difficile. Quindi le associazioni, devo dire, che rappresentano tutte le aziende del comparto ambulatoriale privato accreditato, devo dire in maniera compatta, sono in uno stato di agitazione, ma in primis per il cittadino, insomma, per poter dare risposta al cittadino. Che cosa cambia, tanto per spiegare a chi ci ascolta? Se facessimo alcuni numeri, perché dire che lo 0,5 della spending review piuttosto che il 30% nel Veneto, se lo traduciamo in termini di servizi ai cittadini, sono 5 milioni di prestazioni in meno nel 2013, 5 milioni di prestazioni che i cittadini avevano fino ad oggi in convenzionamento. Vi conviene anche dire quali sono questi servizi? Sì, certamente. Insomma, i servizi sono tutti quelli che i cittadini usufruiscono nell'ambulatoriale, dal prelievo del sangue all'analisi delle urine, le radiografie, le risonanze magnetiche, le eco, le visite specialistiche, le cure fisioterapiche, tutto ciò che viene fatto in ambulatoriale. Il cittadino paga il ticket. Il cittadino paga il ticket, uguale peraltro, paga il ticket sia nella struttura privata che nella struttura privata, nella struttura pubblica che nella struttura privata accreditata. Adesso che poi invece, anche questa cosa del privato forse bisognerebbe spenderci due parole. Chiarirla. Le strutture private sono delle strutture del servizio sanitario pubblico a gestione privata, mentre invece le strutture pubbliche sono a gestione diretta. Non siamo privati, i privati sono i privati, quelli dove il cittadino va e paga. Da noi ci sono le tariffe uguali agli ospedali, ticket uguali. Privata convenzionata. La regia del pubblico, in effetti adesso il pubblico stringe i cordoni noi siamo risorse del servizio sanitario regionale. In buona parte della regione e sempre di più le nostre prestazioni sono inserite nei CUP pubblici. Appunto, chi si rivolge al CUP può ottenere una prestazione o in una struttura ospedaliera o in una delle nostre. Certo, insomma. assolutamente. Quindi dicevo, sono 5 milioni di prestazioni che i cittadini, delle prestazioni di cui parlavo poc'anzi, in meno. E abbiamo quantificato presso le nostre strutture, cioè le strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, saranno 2 milioni di accessi, vero? 2 milioni di accessi in meno che il cittadino... In un anno questo? Sì, che il cittadino non potrà più avere in convenzione. Sì. Questo significa certamente allungare le liste di attesa, ma purtroppo con tempi che non saranno assolutamente compatibili con lo stato di salute del cittadino. Con le reali situazioni. Per cui il cittadino ha davanti solo 2 o 3 scelte, che è quello di o aspettare un tempo infinito, o rivolgersi all'ospedale dove troverà un tempo ancora più infinito, perché è già infinito adesso. Si pensi come sarà quando saranno intasati dalle richieste che noi non possiamo più soddisfare, certo. O che è quello che forse bisognerebbe avere il coraggio di dire ai cittadini: paga. Quindi ha la possibilità economica di pagare e paga, quindi ha la sanità che va dal privato privato. Va dal privato privato. Esatto. Ma noi siamo assolutamente consapevoli, come diceva il consigliere poco fa, è che ci sono stati minori trasferimenti alla regione, questo è vero. Le associazioni sono sempre state responsabili, noi ci rendiamo conto che anche noi dobbiamo concorrere e dobbiamo contribuire all'equilibrio finanziario di questa regione, solo che vorremmo concorrere in misura proporzionale, in misura equa, perché non puoi prendere da noi il 25-30% di questo disavanzo ad un capitolino di spesa che pesa solo l'1,5%. Noi siamo assolutamente responsabili, siamo assolutamente consapevoli. Però in proporzione, voi dite proporzione. Ecco, noi adesso cerchiamo non solo, con altri criteri anche. Ci sono talmente Ma adesso ne parliamo, cose. Passo la parola anche a lei. Bisogna andare adesso in pubblicità, abbiamo visto che messaggi che sono arrivati da alcuni telespettatori, nella buona sostanza i telespettatori hanno capito chi ha soldi potrà permettersi un certo tipo di sanità e chi non ne ha invece, come sempre, andrà a subirne le conseguenze. Vediamo che soluzioni ci possono essere e continuiamo su questo aspetto tra poco.
Allora, torniamo noi. Consigliere, prima di passare la parola a Federlab, rappresentante di Federlab, volevo chiederle, ma questo fatto che ci siano regioni, come diceva il Presidente, che rientrano in proporzione minore e il Veneto invece in modo così importante, virtuoso per carità, però alla fine i cittadini delle virtù poco gli importa perché fanno i due conti con i propri soldi. Perché? Perché il Veneto in questi termini, un'altra regione limitrofa e contigua in modo diverso? Beh, tutte le regioni devono rientrare perché... Sì, però abbiamo visto le percentuali erano... Però poi le leggi dicono di quanto devi colpire una cosa piuttosto che un'altra. E c'è una discrezionalità politica. Se la regione Veneto decide di colpire più la specialistica ambulatoriale rispetto ad altre, per esempio è andata a colpire anche il costo giornaliero dei servizi residenziali, tipo l'hospice o gli stati vegetativi, riducendo lì però è una situazione 10-20%, consigliere, perché è politica, non programmatoria, è politica, è una decisione politica. Sì, ma in questo caso, ad esempio, io non riduco gli standard, quindi a chi fa questo servizio chiedo le stesse risorse di prima in termini di personale, tot di infermieri per tot di ammalati, di persone che hanno bisogno della cura, e gli riduco i soldi. Cosa vuol dire? Che devo, come faccio? Vado in passivo e quindi anche qui è una scelta che non sta in piedi. Io non sono contrario per esempio al ragionamento che invece ho visto contrastare un po' prima, e cioè che siano i direttori generali che hanno il budget e che si rapportano con il privato convenzionato. Perché prima cosa succedeva? Che il privato convenzionato si rapportava direttamente con la regione, la regione a settembre stabiliva che si poteva spendere di più e poi i conti, il disavanzo se lo trovava il direttore generale nella ULSS, no? Perché senza avere competenza magari diretta. Senza aver deciso lui, e quindi è giusto che chi ha la responsabilità della spesa gestisca anche la spesa, secondo me. Detto questo però, andiamo sullo 0,5, sull'1, sull'1,5, sul 2, non sul 10, 15, 20%, perché altrimenti mandi in tilt il sistema. E ripeto, le liste d'attesa o mi garantiscono che nel pubblico risolvono il problema, ma non so come, si parla addirittura di fare visite specialistiche di notte, ma non penso sia una strada praticabile, aprire gli ospedali di notte per fare queste cose qua, ma penso sia un'altra buttata del governatore. Oppure se non c'è questa soluzione... Anche perché non ci sono assunzioni previste. Esatto, non ci sono assunzioni, bisogna potenziare, no? Sono scelte politiche che devi fare e devi farle in maniera veduta. Ripeto, se tu non risparmi, programmi, fai le scelte politiche, è chiaro che l'unica soluzione è quella di tagliare. Allora una volta tocca loro tagliare di più, l'altra volta tocca un altro, però fai solo il taglio dei servizi e alla fine ci rimette il cittadino. Il cittadino, come hanno capito benissimo. Anche a lei, volevo capire, ma queste prescrizioni, ci sarà un modo per risparmiare, insomma, sostanzialmente, perché poi alla fine bisogna risparmiare, ci sarà un modo, appropriatezza, si parlava di appropriatezza, il medico di base che prescrive urgente, non urgente, necessario. Da noi l'urgenza non c'è, allora io parlo per i laboratori di analisi. Rispetto ai colleghi dell'altro ambulatoriale, da noi le liste d'attesa non esistono e forse si dovrà cominciare a pensare, perché la peculiarità nostra, della nostra branca, qual è? Il libero accesso. Cioè chi viene in laboratorio viene a richiederti un esame che viene di solito soddisfatto. Oggi con i tagli che abbiamo avuto una media del 30%, 32% per l'esattezza, va bene? Noi con i tagli che abbiamo avuto e dovendo lavorare in dodicesimi, cioè dovendo arrivare a dicembre, quindi noi dobbiamo rapportarci nel mese ad attuare il budget diviso per 12. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che noi arriveremo ad un certo punto del mese, a metà, al 20, ad attuare uno stop agli accessi. E stop agli accessi, come lo attuiamo? Con che criterio? Come diceva la collega poc'anzi, cioè, ci sono delle priorità. Noi abbiamo delle patologie importanti. Come facciamo a dir di no a un paziente oncologico che deve fare l'emocromo e deve avere la risposta in giornata, al massimo il giorno dopo, perché deve andare a farsi la terapia, la chemio? Come fai a dirgli no, guardi, abbia raggiunto il budget, non glielo facciamo? Assolutamente. Cosa glielo fai con l'escamotage del pagare privato-privato?
non mi pare proprio corretto. Visto che sono già gravati di uno stato patologico, andiamo anche a gravarli di una parte economica. Ci sarà chi potrà farlo, perché chi ha la possibilità non sta a farsi la coda, non va, per carità, però cerchiamo di essere un po' equidistanti, no? E guardarla bene la questione. Per cui dov'è che noi andiamo a pestare? Quando si parla di tagli, consigliere, parliamo di tagli economici. Ma io ho paura che dobbiamo parlare di tagli servizi, che avranno una ripercussione economica, però il taglio di servizi, quando uno ha necessità, lo attui, impossibile. Se uno ha bisogno, ha necessità di una prestazione sanitaria, non può, deve farla. E anche tempestivamente, perché più ritardi, più poi ti costa successivamente. Infatti dicevo questo, ma ci sarà anche un costo superiore. Anche perché cosa succederà, certo, signora? Sono i costi sociali che non si mettono mai. Sicuramente, certo. Ad esempio, se lei deve fare per far diagnosi di una certa ipotetica patologia, fare determinati esami specialistici o di radiografia, ecografia o di TAC, diagnostica in genere, quando tu hai una lista d'attesa, una lista d'attesa lunga, che come abbiamo sentito dai colleghi si avrà anche nel nostro settore convenzionato, accreditato, lei può andare a descapito della tua salute reale. Poi giochi con la vita delle persone, qui forse non ci capiamo, perché noi giochiamo con la vita delle persone. Allora, lei faceva la domanda, ma ci possono essere dei risparmi? Quando vediamo che questi servizi, che non sono superflui, sono necessari per la vita di una persona, va bene, e ricordiamoci, nelle nostre strutture la persona non è solo un numero di accettazione, ha un nome, un cognome, persone che noi conosciamo, che seguiamo clinicamente da parecchi anni, eccetera. Attenzione, perché quando giochi con la vita delle persone, il taglio non è taglio. Siccome devi comunque andare a fare diagnosi o quello che è, la persona, come diceva il consigliere poc'anzi, dovrà per forza rivolgersi al ricovero ospedaliero. E allora il taglio, quindi va a gravare nuovamente su quelle strutture che si secondo volevano noi alleggerire. Va ad aggravare sicuramente. E non è che tu vai a decongestionare l'ospedale, anzi lo carichi. Allora il discorso, noi avevamo anche fatto il discorso, noi siamo pronti a livello territoriale a fare una suonata a due mani con la struttura pubblica, siamo qui. Però mentre una volta, ricordiamolo, ante la famosa delibera, ante 31/12, noi quando raggiungevamo il budget lavoravamo in regressione, cioè ci veniva pagata una quota a basso costo, certo, però non dicevi no alle persone. Oggi dobbiamo dir no alle persone e come vede le ripercussioni sono sui cittadini. È giusto dir di no e noi siamo legittimati. Che criterio dobbiamo adottare per dir di no? A chi? A lui sì, a lui no? Forse il criterio anche dell'emergenza. C'è un altro paradosso, perché l'applicazione del ticket è stata della sovraticket, chiamiamolo esatto, così, rende più conveniente un esame con la ricetta bianca rispetto a quella rossa e quindi anche questa è una specie di contropiede per il sistema pubblico, perché non introiti neanche il ticket, perché il costo è talmente elevato e quindi ti conviene farlo con la ricetta bianca. Esatto. Un attimo solo che c'è una telefonata in attesa, un attimo solo, dopo glielo chiede naturalmente. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora, dica, faccia pure la sua domanda. Buongiorno ai suoi gentili ospiti. Assistere a queste trasmissioni ci fa andare per traverso il mangiare, perché non è possibile sentire tutto quello che sentiamo di tagli, di prestazione, quando noi abbiamo pagato la mutua tutta la vita. No, io non voglio essere attaccata da razzista, perché è un discorso che non mi appartiene. Allora io dico, in altre televisioni un opinionista ha detto: abbiamo dato tutto a tutti, questi sono i risultati. Non si può curare tutto il mondo, dai trapianti alle operazioni, perché non ci sono soldi. Gli italiani stanno mettendo a mano i soldini messi da parte per la vecchiaia, per non disturbare i figli. Allora io mi chiedo,
la sanità, perché ci dice e dove li dobbiamo mandare? A casa loro, perché sono vissuti fino adesso, anche noi, non è che... Allora, io sono cittadina italiana, chi devo scegliere di curare? Un bambino italiano che il suo babbo e la mamma ha sempre pagato, o un bambino straniero che giustamente ha diritto? Ma chi devo scegliere? Devo salvare l'italiano o devo salvare lo straniero? Perché è anche una scelta. Allora, per le persone anziane, anche il ticket delle pastiglie della sanità, della pressione, posso parlare? Sì, dica rapidamente, signora, che se non possiamo rispondere. Le pastiglie della pressione adesso valgono 2 euro, 4 euro di ticket, che prima qualcosa era gratuito. 50 euro per fare un esame perché ci sono 10 euro, 5 euro di ticket secondo il reddito. Tutto quello che adesso ci state elevando, noi la sanità l'abbiamo sempre pagata. Allora, mi è venuto all'orecchio che una bambina con lo 0,48, che è patologia tumorale, da fuori regione ha pagato degli esami del sangue e certi a pagamento. Una bambina italiana piccola, con lo 0,48 patologia tumorale. Io sono indignata, non per niente, perché abbiamo sudato dopo la guerra per fare questa chiarissimo, Italia. signora. Allora, per poterle rispondere, resti a seguirci, abbiamo un attimo, un paio di minuti di pubblicità, poi vediamo di rispondere a questa osservazione e darle le spiegazioni anche relativamente alla distinzione, se esiste, se è possibile farla tra pazienti. Tra poco. Eccoci qua, siamo ritornati con voi, abbiamo al telefono un altro telespettatore a cui raccomando veramente sintesi estrema, altrimenti non possiamo rispondere a entrambe le telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Roberto, telefono da Padova. Sì, buongiorno, dica pure. Buongiorno. Volevo premettere che nelle nostre scuole l'educazione fisica vuol dire un insegnante che fa 18 ore, poi si fa gli strafatti suoi nel resto delle ore, perché non penso che corregga compiti. E più che insegnare scienze motorie, fanno fare un po' di giochetti sportivi che sono un po' la produzione dei traumi che poi la gente si porta dietro. Risultato, con la Germania abbiamo il doppio dei problemi di ortopedia. Non parliamo poi delle altre problematiche nelle scuole. Poi però c'è il giochetto che un ragazzo che vuole fare scienze motorie c'è numero chiuso, fisioterapista numero chiuso. Cioè qui sembra, io lo dichiaro apertamente, lo sappiamo tutti, in Italia proprio il mandolino e Maffietta si esplicita in tutte le branche, diventa l'arricchimento di pochi, numero chiuso, soldini, privatistiche, situazioni di sanità privata perché c'è la gente che si fa la grana. Qui a Padova 18 posti, numero chiuso odontoiatrico, prevenzione odontoiatrica alla Fallandi, Associazione Nazionale Dentisti. Risultato, il primario di odontoiatria 2 mesi fa è uscito, però la sua segretaria Lupolo fatalità, la sorella di uno che dovrebbe essere il direttore sanitario, che dovrebbe essere i garanti della situazione della serie. Cioè abbiamo dirigenti ospedalieri 300.000 euro l'anno, 300. In Germania non esistono. In Germania esistono gli infermieri che prendono 3.000 euro, qui 1.500, però qui poi fanno le associazioni, il volontariato. Cioè questo è un magna che è sotto gli occhi di tutti. Cioè qui c'è la politica che ha la commissione con i primari, con orde di persone che vanno dentro le strutture pubbliche la mattina. Sì, tanti sono bravi, per carità, non voglio dire tutti. Sì, no, chi è stato chiarissimo. Che sono affaristi, ha presente affaristi. Se viene un medico dalla Spagna, qui non è che lo verificano e poi esplicitare, fare le sue mansioni, no, quelli che si laureano in Spagna e in Germania non sono medici, devono laurearsi in Italia. Chiaro, signor Roberto, è stato chiarissimo, vediamo di risponderle perché dopo il tempo non ci consente. La ringrazio molto della telefonata. Consigliere, un po' sintetizzando entrambi gli interventi. Sì, per quello che riguarda la prima telefonata, non penso che il dissesto della sanità o la riduzione dei trasferimenti in sanità sia legato alla presenza di chi viene da una popolazione straniera, anzi
molto spesso chi proviene da una popolazione straniera, da un paese straniero, lavora, paga le tasse, contribuisce anche ai contributi pensionistici, sono spese relative, ecco, rispetto alla globalità che abbiamo di fronte, ed è bene in ogni caso intervenire nei confronti di tutta la popolazione che è in un determinato territorio, proprio per evitare anche la diffusione di determinate malattie, certo. E quindi è meglio sempre prevenire. E poi un medico di fronte a un paziente che vive, è nato in Italia, e uno che viene da un paese straniero non può fare la scelta, lascio a casa uno, prendo l'altro, prende tutti e due. Ma ripeto, non sono questi i costi, anzi, per fortuna ecco, c'è chi paga le tasse, c'è chi dà i contributi. No, ma al di là di questo discorso, quindi, che poi è sempre il solito trito e ritrito, poi guerra tra poveri, anche assurda. Il discorso però dei dirigenti, che abbiamo visto anche di recente un caso in Veneto, che è dirigente che ha avuto il riconoscimento dello stipendio precedente anziché la decurtazione che era stata prevista. Questo pesa non solo nella regione, pesa in generale, cioè il fatto che ci siano queste figure che prendono tantissimo e poi bisogna tagliare la sanità, poi bisogna tagliare, devono pagare sempre i poveri cittadini. È un qualcosa che qui bisogna intervenire appunto per riequilibrare il sistema anche a livello dei dirigenti. Per esempio adesso abbiamo nominato i direttori generali che sono i punti di riferimento gestionali di tutte le ULSS, con la responsabilità, insomma, di gestione di centinaia di milioni, quasi anche più di $500 miliardi in alcune ULSS del Veneto, e prendono meno rispetto ad altri dirigenti medici. Anche qui bisogna riequilibrare, perché c'è anche questa anomalia che magari il direttore sanitario, che è stato nominato al direttore generale, prende di più rispetto al direttore generale. Cioè, arriviamo anche a questo non va bene, bisogna correggere, però è chiaro che bisogna mettere un tetto e ridurre queste spese, come per la politica anche per determinati dirigenti. Invece per quello che riguarda la seconda telefonata, insomma, il numero chiuso è fondamentale per programmare anche le richieste che ci sono in termini di professionisti, degli operatori nell'ambito sociosanitario. L'importante è che sia una programmazione fatta bene. Abbiamo vissuto con numeri troppo elevati in alcune categorie di medici, e per esempio adesso servirebbero altri operatori, per esempio infermieri, adesso sembra ci sia necessità, quindi bisogna programmare, perché il sistema sanitario vive anche nella programmazione della risorsa fondamentale, che è quella del personale. Io prima stavo dicendo una cosa, che con la pubblicità ci siamo interrotti e quando noi sempre il settore nostro, la branca di laboratorio, abbiamo dal 1° gennaio di fatto, con la famosa delibera che, come si dice, passerà alla storia, la 26-21 del 18 di dicembre scorso, noi abbiamo di fatto da attuare lo stop agli accessi mese per mese. Noi abbiamo stimato che circa 500.000 di persone, di utenti, 500.000, saranno quelli che non potranno accedere alle nostre strutture di laboratorio. Uno stop. Ma 500 milioni di prestazioni o no, di utenti? Milioni. 500.000 prestazioni o utenti? No, utenti. Accessi proprio, accessi. Per cui capisce bene che, per quello volevo completare il discorso, siccome noi parliamo di tagli economici, non di tagli alle necessità del paziente, perché chi viene da noi, a parte chi vuol fare uno screening preventivo, sono persone che hanno necessità di fare gli esami del sangue. Ma queste persone dovranno rivolgersi ad altri. Allora, andiamo per rovescio. La fetta più piccola che ha disponibilità economica potrà accedere. Non è un problema. Non ci sono problemi. Ma il resto, la maggior parte, dovrà rivolgersi per forza alla struttura pubblica. Quindi ci sarà un'aggiunta, un aggravio. Ecco, e qui c'è una cosa... velocissima, che siamo in chiusura. Sì, qui c'è una cosa particolarmente importante che credo che i cittadini non sappiano, perché i cittadini, quando dovranno rivolgersi alla parte pubblica, se magari non stanno in un USL dove c'è molto di pubblico, devono andare in USL limitrofe, e forse i cittadini non sanno che da 2 anni loro vanno in lista d'attesa, perché ogni USL prima privilegia i propri
e poi darà risposta ai cittadini che provengono da altre USL, come andare in un'altra regione. Come andare in un'altra regione. È anche vero che non c'è una diffusione omogenea della specialistica certo, ambulatoriale, perché sì, è concentrata capito, in alcune province e in altre province non c'è. Supponiamo che questo un cittadino correggerlo. di un USL abbia in un USL vicino un reparto d'eccellenza, magari più buono del proprio, ha tutto il diritto di andare non in altra regione, in un'altra USL della sua regione, lui dovrà andare anche in se è lista un'emergenza, d'attesa. anche se è un'emergenza. Le emergenze vengono garantite dalle priorità. Ok, quindi questo viene sì. Però per tutta la sua sanità lui è in lista d'attesa, quindi dovrà fare il giro delle 7 chiese. È quello Questo che non lo capita per sanno. Bigonza, per i comuni che sono contermini a tra Padova U16 e che sono invece nell'altra USL, che dovrebbero andare a Camposapieno o Cittadella a fare le spese, e hanno Padova a 100 metri. Assolutamente. In conclusione una battuta anche lei, quindi adesso a questo punto cosa hanno da attendersi? Ci tengo a concludere con un messaggio, che i cittadini sappiano che noi comunque ci sentiamo dalla loro parte e quindi faremo sempre e comunque tutto quello che è possibile per venirgli incontro. È giusto però che capiscano la particolare complessità che deriva da questa manovra. Assolutamente. No, io volevo rivolgermi ai direttori generali. Vabbè, non c'è. No, il discorso è che facciano bene i loro conti. Ecco, perché noi siamo convinti e siamo pronti a dimostrare che siamo più economici. La decisione che è stata presa l'abbiamo esaminata in commissione la settimana scorsa, mi sembra ci sia la volontà di correggere qualcosa, non so in che maniera, però mi auguro appunto di riuscire a rivedere insomma, la pesantezza in modo da alleggerire un po'. Insomma, la pesantezza. Noi vi terremo aggiornati naturalmente su cosa sta succedendo, perché è giusto e corretto che poi sappiate che cosa si verifica, perché altrimenti non sapete come regolarvi, anche quando poi i servizi territoriali, come ci avete chiesto in diverse mail e messaggi, verranno effettivamente realizzati, come e in che termini. Grazie ancora ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito e come sempre ci troviamo domani in diretta.